Quanto costa una bottiglia di champagne? Un esempio, più o meno 100? Sui 80-90? Il prezzo giusto, più o meno una bottiglia di champagne costa sui 80-100 euro. E una bottiglia d'acqua? Fate la spesa, vero? Sì. No, l'acqua qua non si beve, siamo in 30 centesimi. Però c'è qualcuno che è riuscito a venderla a 7 euro, 8 euro. Si chiama Ferragni, la blogger, è acqua. Quella è acqua venduta a 7 euro da una blogger. Allora, quello che si cerca anche di dire prima sul concetto di brand è come trasformiamo, in questo caso, l'acqua, arrivare ad un costo che si avvicina a quello del vino, perché lei ci è riuscita, non vedo perché con il vino non si possa fare. E io non trasformo, diciamo, l'acqua in vino, quello era un'altra persona un po' di anni fa, ma mi occupo della parte marketing e comunicazione. E una delle cose che sono maggiormente importanti è il processo di acquisto del cliente, perché è cambiato molto. Prima avevo bisogno di un qualcosa, di un bene, che sia il sapone di casa, l'omino bianco, che più bianco non si può, o il vino. Andavo dal mio rivenditore di fiducia, quello che mi veniva detto dai miei amici o dal rivenditore di fiducia, io ci credevo, vado e compro. Questo processo però è cambiato fino ai giorni nostri, perché adesso qui ci sono molti più fattori che influenzano. L'esempio di prima della privacy che stavi facendo, per esempio, se fosse in un momento su un processo di pagamento dove sto comprando 6 casse di vino e il pagamento vedo che non va o mi dà un errore, io non so se continuerei, per esempio, con la mia carta di credito ad acquistare. In media un utente utilizza più di 11 siti web, si informa prima, con 11 siti web diversi prima di procedere con l'investimento finale, tanto per darvi un'idea di quanto è delicata. Quindi perdere un cliente che c'è sul sito è un secondo, ci si mette un attimo. Quello che è cambiato è il momento zero della verità, perché adesso la prima cosa che si fa, si va su Google e si digita le informazioni. Questa cosa prima non c'era. Ecco perché si chiama il momento zero della verità, perché l'utente in questo momento inizia a inserire le proprie keywords all'interno e a effettuare la prima ricerca, e lì bisogna esserci. Per esserci ci sono vari metodi. Queste sono delle chart, diciamo, un po' tecniche, ma ve le semplifico facilmente. A sinistra trovate un vecchio modello di acquisto che era basato sulla awareness, quindi ho bisogno di cambiare macchina, so che macchine ci sono, c'è la Fiat Punto, c'è la Golf, l'Audi è sicuramente una macchina sicura, che è indistruttibile, la Volvo so che se va contro un muro è il muro che si spacca, non la Volvo. Si andava su quello che è la conoscenza, l'awareness, ecco perché facevano tanta pubblicità, il famoso omino bianco che più bianco non si può, per arrivare nel funnel di prenotazione a dire ok, lo scelgo, mi hai convinto, compro. Adesso questa cosa non succede più così, perché qua posso inserirmi nell'ambito del processo di acquisto, in questo caso del vino, perché magari sto parlando con un amico, adesso io magari vi do delle informazioni, voi le potete cercare col cellulare, non è che devo fare una campagna su la Rai o su Mediaset per andare a spiegarvi il nuovo tipo di vino. Io ci posso arrivare da un comparatore di prezzi, specialmente negli hotel. Per esempio le persone non è che vanno su un sito di brand, quindi può essere Ibis o Marriott, tante volte vanno su Booking, tante volte vanno su Kayak, cioè si inseriscono all'interno del processo di acquisto in momenti che prima non c'erano, non esistevano. Ok, tornando indietro, qui c'era la televisione, anni 80, anni 90, c'era l'awareness della televisione, adesso con i mobile la televisione non ha neanche più senso. E quindi come vado a inserirmi nell'ambito della vendita, per esempio, del vino in questa fase del funnel? Vado a presidiare tutti quelli che sono i touch point, cioè tutti i momenti di contatto che io ho con il mio cliente fino al processo di acquisto. In realtà non si ferma il processo di acquisto, perché dovrei mantenere poi il contatto una volta che ha comprato il vino. Questi sono principalmente tutti i principali punti di contatto durante la fase dell'acquisto del cliente. Lo zero moment of truth, quello che stavamo dicendo prima, si trova qui. Okay? Per esempio scopro che esiste un vino che è un rosé, inizio a cercarlo qua all'interno di Google. Vado sulla conoscenza e quindi ho blog, la stampa, le notizie, il passaparola. Tutto questo non è tanto di conversione, questo è per far sapere che io esisto. Qui c'è il mondo dei blogger, qui c'è il mondo, ti dico come è fatto il mio vino, ti esprimo quello che è la mia parte di conoscenza.
Si va avanti con la parte di emailing, social media, recensioni, video, social, ci sono le cantine, per esempio su Google My Business ho provato a guardare alcune cantine, ci sono un sacco di recensioni di persone anche che ne parlano positivamente, ma nessuno che risponde. Invece una risposta, per esempio, a chi si informa su un certo vino, potrei rispondere tranquillamente, ma perché non ci chiami? Perché non ci chiama che posso farle provare un nuovo tipo di vino o posso farle conoscere una nuova, quello che diceva Eros prima, di ampliare il proprio portafoglio di prodotti, perché se io ho un vino invento che mi va a costare 8 euro e voglio cercare di incrementare il mio fatturato per lo stesso numero di bottiglie, devo andarlo a proporlo. Ma le persone non è che vanno solamente sul mio sito, le persone si informano, quindi io devo presidiare tutti questi punti di contatto, che è quello che è il processo di acquisto del cliente. Questa ovviamente è una versione molto semplificata. Qui abbiamo il sito ufficiale, i comparatori, tutta la parte dell'e-commerce, i negozi fisici, forum, perché ci sono i forum, email, la parte delle domande e risposte, social media, e questa una delle parti più importanti nell'ambito dell'e-commerce è la testimonianza, cioè come ti sei trovato, dopo quando assaggerete il vino, come vi sentite, lo vorreste condividere. Se facesse una bottiglia particolarmente bella, è particolarmente favorevole a Instagram, adesso nell'ambito dei giovani, a parte la bellezza per noi, vista con l'occhio di chi è nato nell'ambito degli anni del 2000, è bello perché la puoi fotografare. Infatti ci sono i ristoranti che sono instagrammabili, ok? Cioè fanno i piatti non tanto buoni, ma li fanno belli perché si possono essere fotografati. C'è un ristorante a Milano che addirittura non paghi il conto se hai un tot numero di follower, cioè fai la foto, hai un tot numero di follower, il conto è già pagato, ok? Quindi questo è dove si sta andando, e non rubo troppi minuti, ma è importante farvi capire, questa è l'ultima slide, che nell'ambito dei cambiamenti che ci sono stati, uno delle grandi cambiamenti che ci sono stati è stato su Google, quindi sui risultati della pagina. Se siete nella seconda pagina siete morti, cioè sei veramente disperato quando clicchi sulla seconda pagina di Google, cioè qualcosa sta andando storto, ecco. E questo perché Google cerca ormai di posizionare i migliori link a un punteggio di qualità, che ci sono vari fattori, tra cui anche quelli che stava spiegando prima Mario. La navigabilità si chiama UX in gergo, cioè quanto è difficile, quanto è facile raggiungere l'informazione, se l'utente per esempio ha cliccato ma poi ha chiuso la pagina. Se io faccio un emailing, quando come società noi facciamo dell'emailing nell'ambito del vino, una delle cose che controlliamo non è tanto i risultati economici, ma quante persone sono rimasti su quella pagina, perché significa che io sono riuscito a guidare l'interesse nei vostri confronti per farvi stare su quella pagina. Quindi se siete una platea tecnica, ovviamente non vi spiego che tipologie di vini ci sono, lo sapete benissimo, molto meglio di me. Se siete però una platea, per esempio, di ragazzi giovani, ti vado a spiegare magari quello che potrebbe essere un vino con meno alcol, così che lo puoi bere e metterti alla guida. Vado a differenziare la comunicazione sulla base del mio target di riferimento, cioè le persone che mi vengono ad ascoltare. E qui chiudo. Quello che si sta, scoprendo, quello che noi stiamo anche analizzando come società, è che si sta arrivando verso le ricerche vocali. Questi sono dati ufficiali, stiamo parlando di 5 milioni, stiamo parlando di 5 miliardi di dollari. Lo sviluppo sulla parte delle ricerche vocali, quindi le persone non stanno neanche più cercando all'interno del cellulare, si sta spostando sulle ricerche vocali. Adesso avete visto come Amazon, Alexa o Google Home sono i nuovi aggeggi fisici che ci si mette in casa e si può parlare con un sistema di intelligenza artificiale. Questi sistemi, il loro database è Google stesso, perché Google spinge se stesso. E quindi se l'informazione che stavamo vedendo prima, se non sono complete, una delle prime cose che noi facciamo anche come società, come BlinkUp, è l'audit, cioè andiamo a vedere prima come siete in rete prima di fare, perché non è tanto difficile andare a portare il business, il traffico, basta pagare, non è quello. Il difficile è far sì che quel traffico faccia quello che io voglio che faccia, e quindi trasformare per esempio la mia bottiglia di acqua in un'acqua da 7 euro.